Anche il cardinale Montenegro alla casa circondariale di Contrada Petrusa, non solo una visita ma anche un momento di ascolto dei detenuti. Dopo il crollo degli scorsi giorni il sindaco di Realmonte vieta l'accesso al lato ovest. Chi farà rispettare l'ordinanza, chiede Maria Amico. Aggredita e picchiata selvaggiamente una cinquantenne a 2 passi dal salotto buono di Agrigento, via Atenea, indagati 3 minori per tentato omicidio. L'Accademia di Studi Mediterranei tra focus e cerimonie, premio Buttitte e gli eventi collaterali. Azienda agrigentina vince il premio nazionale sulla banda larga. Riunione ABBA, Cantone confermato presidente. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 3 giorni dopo la visita del governatore della Sicilia Nello Musumeci, anche l'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, si è recato nella casa circondariale Pasquale di Lorenzo. Al pastore della chiesa agrigentina, il personale dell'istituto e alcuni detenuti hanno riferito dei tanti problemi che affliggono la casa circondariale di Contrada Petrusa. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo quella del presidente della regione Nello Musumeci, avvenuta qualche giorno fa alla casa circondariale di Agrigento, oggi in forma privata è stata la volta anche del cardinale e arcivescovo di Agrigento, Don Franco Montenegro, che ha ritenuto di andare in visita al Pasquale De Lorenzo per incontrare i vertici dell'amministrazione al fine di capire qual è la reale situazione e le condizioni in cui versano i detenuti e anche il personale che all'interno vi ci lavora. Per Don Franco anche il Petrusa fa parte della città e pertanto deve essere considerato una parte integrante della stessa. Sono venuto perché il carcere mi interessa, fa parte del mio territorio, normalmente vengo per le celebrazioni, per qualche visita, quindi niente di speciale per questa mia venuta. Il carcere probabilmente dovremmo imparare a vederlo come parte della città, invece lo escludiamo completamente come che chi è ospite non ci appartenesse. A noi interessa ogni uomo e quindi anche chi deve subire determinate pene. Siamo venuti qua per un incontro per vedere quali sono le necessità, cosa si può fare di meglio, come migliorare la vita di chi è ospite in questa struttura, e quindi è un impegno che loro stanno mettendo e stanno mettendo egregiamente. Io come vescovo chiedo che cosa posso fare e insieme penso che qualche passo avanti si riuscirà a fare. Beh, le esigenze di un carcere le conosciamo perché ovunque sono le stesse. Chi sta in una cella gli mancano tante cose, ne vorrebbe tante, no, non sempre tutto si può avere, qualcosa in più si può fare, ma il mondo del carcere è vero che nessuno ne vuol sentire parlare, ma in effetti tutti conosciamo. Là dove manca la libertà l'uomo perde anche un po' della sua dignità e credo che il lavoro degli operatori del carcere in qualunque posto occupano è proprio quello di ridare dignità a chi è qui. Il carcere dovrebbe aiutare a ritrovare se stessi, purtroppo non sempre è in grado di poterlo fare e oggi in questo incontro che abbiamo avuto stiamo tentando di vedere che cosa in più noi possiamo fare ad Agrigento. C'è anche un servizio spirituale che voi offrite con Don Luigi Mazzocchio qui, sì, diciamo, sì. Quindi poi ci stiamo approssimando al Natale, insomma un momento sicuramente molto particolare per chi vive qui. Sì, c'è Don Luigi che viene aiutato anche da Don Vito. Don Luigi ogni giorno è qui, sta con i carcerati, è amico dei carcerati, perché credo che la parte spirituale sia una parte importante in una realtà come questa, perché l'uomo ha un cuore, ha un'anima, noi diciamo, e soltanto se queste sono forti riesce anche ad affrontare le difficoltà. Noi purtroppo dividiamo il mondo in uomini cattivi e in uomini buoni, ma il buon Dio che guarda nei cuori anche nel ladrone riuscì a trovare quel pizzico di bontà da portarlo poi in paradiso. E allora quando uno si sente aiutato, si sente rispettato, credo che riesca a dare il meglio di sé. Ora si avvicina il Natale, perché ospite qui sono le giornate più tristi, no? Però dobbiamo aiutarli a non perdere la speranza, anche se le grate possono fare il mondo a strisce. Ecco, la speranza può ancora entrare in un ambiente di questo.
Quando si dice carcere, il problema è il carcerato che ha i suoi problemi, no? Ma qua c'è un gruppo di operatori che anche loro hanno le loro difficoltà, sarà questione di numeri, sarà questione di lavoro da fare e quindi i disagi degli uni si accompagnano ai disagi degli altri e quando tu risolvi il problema di uno, il problema indirettamente risolve anche il problema dell'operatore. L'operatore non fa una vita facile qui, come non lo fa. Mancano 800 persone, per cui chiaramente una struttura di questa con tanta gente che manca. La struttura è grande, credo che gli ospiti sono più del previsto, il personale che dovrebbe servire gli ospiti e essere attento agli ospiti non è sufficiente e quindi questo crea delle discrepanze, delle rotture, delle difficoltà che sono evidenti, ma la colpa di chi è? La colpa è del carcerato? Se il carcerato potesse star meglio non avrebbe certe richieste. La colpa del personale? Ma se ci fosse più personale tutti sarebbero più sereni. La colpa è che purtroppo queste strutture noi le vogliamo perfette, ma mancano gli ingredienti che li rendono tali. La Scala dei Turchi frana e il sindaco di Realmonte vieta l'accesso, stop alla fruizione lato ovest. Mariamico è perplessa sulla possibilità che l'ordinanza venga fatta rispettare. C'è il servizio. Il sindaco di Realmonte ha vietato l'accesso e la fruizione della zona ovest della Scala dei Turchi per motivi di sicurezza dopo la caduta di un gran numero di sassi collassati sui gradoni naturali della maestosa scogliera. Mariamico plaude ma incalza. Il sindaco di Realmonte ha accolto finalmente il nostro suggerimento di inibire l'accesso dei turisti e la fruizione dal lato ovest della Scala dei Turchi per motivi di sicurezza dopo il crollo che è avvenuto negli scorsi giorni. Resta però il problema della mancata custodia della guardiania e ci chiediamo chi provvederà a far rispettare questa ordinanza? Solo alcuni mesi fa la Scala dei Turchi era stata riaperta alla fruizione dopo il crollo del lato est, ripristinato con un'opera di sgaggio finanziata dalla Regione. Sono nate delle polemiche in merito a questi crolli di massi alla Scala dei Turchi e io per spiegare quello che è accaduto voglio fare un esempio. Noi abbiamo ad est Punta Bianca e ad ovest la Scala dei Turchi che sono due bellezze molto simili anche dal punto di vista del materiale, sono ambedue di marna. Perché alla Scala dei Turchi ogni anno avvengono questi crolli, ma mai come questa volta, e invece alla Punta Bianca la marna è sempre intatta? Semplicemente perché Punta Bianca non ci sono le strade, non sono state deviate le acque che da millenni scorrono sempre allo stesso modo ed è un posto frequentato da centinaia di persone. Al contrario, la Scala dei Turchi è visitata da almeno 500.000 persone l'anno, hanno cementificato tutto a monte e quindi è stata deviata il corso delle acque meteoriche ed infine vi è una strada a monte che ogni giorno sopporta centinaia di autobus e camion che provocano vibrazioni. Il complesso di questi fenomeni, che io chiamo cementificazione in generale e malgestione del sito, provoca questi danni. Ormai da anni l'associazione documenta lo stato di abbandono di questo luogo candidato a patrimonio dell'UNESCO. Una rapina in centro storico ad Agrigento finisce con un'indagine per tentato omicidio. Una cinquantenne selvaggiamente e ripetutamente colpita da 3 minorenni ha riportato gravi traumi e ferite. Il servizio di Lello Casesa. I 3 minorenni denunciati dopo la violenta aggressione alla cinquantenne in condizioni gravi, ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sono stati accusati di rapina. E da questa mattina è stata formalizzata l'accusa di tentato omicidio, accusa gravissima. Il fatto è avvenuto lunedì scorso, 2 dicembre, a 2 passi dalla via Atenea, in una delle bretelle tra la via Boccerie e la via Cannameli e Vallicaldi, a 2 passi da piazza Ravanosella. La donna è stata rapinata dopo un incontro avvenuto con i giovani, non è chiaro cosa abbiano rubato i 3 minorenni prima di aggredirla pesantemente. La cinquantenne è rimasta ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio e le sue condizioni restano gravi ma stabili.
I medici infatti hanno continuato a mantenere riservata la prognosi sulla vita a causa soprattutto dei traumi e delle fratture che la signora ha riportato al volto. Un magistrato della Procura dei minorenni presso il Tribunale di Palermo si sta occupando del caso e gli inquirenti hanno già individuato il quadro che ha determinato il pestaggio, ma mantengono grande riservo. La donna verrà ascoltata quando sarà fuori pericolo e le sue dichiarazioni contribuiranno a fare chiarezza su cosa sia effettivamente accaduto e cosa abbia provocato la terribile aggressione. Aggressione avvenuta in quel centro storico più volte denunciato dai mezzi di stampa, luogo di spaccio di droghe e criminalità di origine extracomunitaria che le forze di polizia hanno ripetutamente smantellato. Viabilità e ingenti investimenti di ANAS in Sicilia, particolari nel servizio. In Sicilia la programmazione pluriennale 2016-2020 di ANAS non ha mai raggiunto livelli così ingenti ed alti, essendo pari a quasi 5,9 miliardi di euro. Questi sono ripartiti tra nuove opere per quasi 4,8 miliardi e manutenzione programmata per 1,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda la manutenzione programmata sono attivi interventi pari a circa 180 milioni e in attivazione pari a 600 milioni di euro. Lo rende noto ANAS in merito alla condizione delle strade in Sicilia sui lavori in corso nell'isola. I lavori di ricostruzione del viadotto Imera, dell'autostrada 19 Palermo-Catania, che prevedono un investimento complessivo pari a 11 milioni di euro, hanno avuto avvio nel maggio 2018 e il completamento dell'opera si stima possa avvenire entro la primavera del 2020, nonostante il ritardo avvio della costruzione dell'impalcato metallico causato da sopravvenute difficoltà finanziarie del fornitore della carpenteria metallica per le travi, che ha presentato istanza di concordato. L'intervento sul viadotto Emera si colloca nel più ampio piano di manutenzione da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l'autostrada A19 Palermo-Catania. Questo ingente investimento, prosegue la nota, finalizzato alla completa riqualificazione dell'autostrada che per prima fu costruita in Sicilia, prossima al compimento del mezzo secolo di vita, prevede il risanamento strutturale di viadotti e gallerie, il rifacimento del piano viabile, l'installazione di nuove barriere di sicurezza laterali, la riqualificazione e implementazione degli impianti tecnologici e di illuminazione con tecnologia LED, l'esecuzione degli interventi del piano straordinario di riqualificazione dell'autostrada 19 è stata avviata a inizio del 2018 a seguito dell'approvazione del contratto di programmazione ANAS con pianificazione quinquennale. A oggi è stata realizzata una quota di investimento corrispondente a circa 200 milioni di euro. Va evidenziato, si legge ancora, che l'avanzamento degli interventi di manutenzione e riqualificazione è condizionato dalla necessità di trovare un compromesso tra l'esigenza di accelerare l'attuazione mediante l'attivazione di più cantieri contemporanei e l'opportunità di attenuare i disagi alla circolazione che gli stessi cantieri inevitabilmente creano, limitandone quindi il numero. In merito all'itinerario nord-sud, in particolare per quanto riguarda la realizzazione dell'OTC, si evidenzia che non è mai stato reso disponibile ad ANAS alcun finanziamento e tale situazione perdura all'attualità. Una risposta questa di ANAS che risulta come una sorta di replica alle polemiche dei giorni e dei mesi scorsi, anche a seguito di arresti ed inchieste che hanno colpito diversi suoi funzionari alle posizioni del presidente della regione Musumeci e dell'assessore ai trasporti Marco Falcone, che hanno spesso usato parole dure all'indirizzo della stessa ANAS. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, a tra poco vi aspetto. Si è conclusa la 6 giorni del Forum internazionale La Terra è di tutti, migrazione globale, dramma epocale, dibattito sui fondamenti filosofici, psicologici e spirituali, e domani venerdì 6 dicembre, sempre su iniziativa dell'Accademia di Studi Mediterranei a Casa San Filippo, a partire dalle ore 9:30, inizia la tavola rotonda ai giusti e poi in programma una cerimonia al Tempio della Concordia. Arturo Cantella.
fondamenti filosofici, psicologici e spirituali. Questo è il tema approfondito oggi nell'ambito del quinto forum internazionale La Terra è di tutti, migrazione globale, dramma epocale. Tra i relatori che hanno discusso e relazionato il professore Don Carmelo Mezzasalma, Elena Schlein, già era deputata, padre Clemente Bobicev della Chiesa bulgara. Ampio il dibattito in sala e le domande fatte dagli alunni ai relatori presenti. Lo sono stata nella scorsa legislatura ed sono stata responsabile della riforma forse più importante nel sistema d'asilo europeo, la riforma del regolamento di Dublino, che ha prodotto gravi ingiustizie sia verso i richiedenti asilo sia verso i paesi di confine come il nostro, in particolare da questa meravigliosa terra siciliana che è un confine d'Europa. È stato ingiusto che in questi anni quel regolamento obbligasse le persone che arrivano in cerca di protezione internazionale a chiedere asilo nel primo paese europeo dove mettono piede. Noi siamo riusciti al Parlamento europeo, con 2 anni di duro negoziato, a far votare da una maggioranza storica dei 2/3 la cancellazione di quel criterio ipocrita del primo paese per far prevalere invece un meccanismo di redistribuzione e ricollocamento obbligatorio in tutti i paesi europei che valorizzi anche i legami significativi dei richiedenti asilo. Ma questa ricollocazione non funziona al 100% perché molti Stati oggi respingono i richiedenti asilo. Questa riforma non è ancora stata approvata perché Parlamento e Consiglio si devono mettere d'accordo. Il Parlamento ha fatto il suo dovere, chi vergognosamente non riesce a trovare accordo sono i governi europei rappresentati dentro al Consiglio. Faccio un appello alla maggioranza e al governo italiano, faccio un appello al governo tedesco, francese e maltese che stanno dimostrando una rinnovata volontà politica di trovare una soluzione condivisa di gestione del fenomeno migratorio, lo facciano prendendo la riforma già approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo, dalle stesse nazionalità e dalle stesse famiglie politiche che siedono al Consiglio, la portino al Consiglio e la facciano votare. Non serve l'unanimità per riformare il regolamento di Dublino, secondo i trattati basta la maggioranza qualificata. Certo, sarà uno scontro politico duro con i paesi dell'Est, ma bisogna avere quello scontro per ricordare che gli articoli 78 e 80 dei trattati europei già chiedono solidarietà e una equa condivisione delle responsabilità sull'accoglienza tra tutti i paesi europei. È il contributo della letteratura, perché spesso si dimentica che la letteratura sia soltanto un passatempo per coloro i quali amano leggere, ma invece la letteratura è una testimonianza sulla vita e sulla società nella quale appunto gli scrittori scrivono e vivono. E quindi io ho fatto l'esempio di alcuni esempi della letteratura, di Albert Camus, di Edmond de Jabès e di André Hesseman, che è lo scrittore di quel romanzo Chiamami con il tuo nome, che è un bestseller di questi anni, che sono stati esiliati, hanno conosciuto bene cos'è l'esilio e quindi si mettono nelle condizioni del costo umano che ha evidentemente il fatto di essere strappati dalle proprie radici e ricominciare da un'altra parte. Quindi con la speranza scrivono per dare questa speranza. Ecco, questo dramma epocale, dice il titolo del quinto forum. Eh sì, è un dramma enorme che c'è sempre stato, Dico soltanto per la nostra Sicilia che Carlo Levi, lo scrittore di Cristo si è fermato ad Eboli, ha proprio testimoniato in un libro Le parole sono pietre, che cosa significa anche per noi qui in Sicilia, il lungo travaglio dell'emigrazione, e ancora oggi molti giovani sono costretti ad andare via conoscendo cosa vuol dire l'esilio. E allora per me era importante parlare della letteratura, perché la letteratura è una testimonianza su questo costo umano che non è delle cifre, non è dei giornali, non è delle cose, ma è qualcosa di più grande e di più vero e di più concreto. E voglio spiegare il fenomeno della migrazione. Io vengo dalla Bulgaria, quindi possiamo dire che pure io sono un migrato, ma se pensiamo che il nostro Signore pure ha avuto questa esperienza, e quindi è molto importante far capire a tutti i giovani, perché loro domani, come hanno già accennato qui, saranno il futuro, sono già il presente ma anche saranno il futuro, e quindi devono ben sapere per quale motivo il fenomeno della migrazione. Ognuno di noi noi siamo migrati spesso anche economici, noi non conosciamo questa migrazione che viene proprio dalle guerre che spesso
abbiamo causato proprio noi, l'Occidente. Ecco, voglio far capire a tutti i giovani per quale motivo si parla così tanto, per quale motivo si usano e si sfruttano gli immigranti tuttora, perché abbiamo sfruttato le loro terre, allora li sfruttiamo ancora di più prendendo dei voti, e voglio farvi capire come possiamo non solo aiutare, ma aiutare anche a noi stessi, anche a loro. Oltre all'emigrazione africana c'è quella slava, lei rappresenta quel mondo, lei viene dalla Bulgaria. Sì, esatto, non solo slava, conosciamo molto bene perché Bulgaria è in confine con la Turchia, quindi siamo la prima frontiera, dopo la Turchia, la prima frontiera della comunità europea, di quale diciamo vengono immigrati che fuggono proprio dalla Siria, sempre delle guerre che abbiamo causato noi. Non che hanno causato loro un conflitto tra loro, allora è proprio la comunità europea dà i soldi, sappiamo molto bene, alla Turchia a costruire i muri. Il console turco in America era molto fiero di rilasciare un'intervista dove ha sottolineato che l'America sta progettando a fare un muro e loro lo già hanno fatto. E quindi ecco un altro fenomeno molto interessante sul quale voglio parlare. La Camera di Commercio di Agrigento partecipa al convegno La trasformazione digitale tra competenze e competitività. Oggi a Roma, nella sede di Unioncamere, sono state premiate le imprese campioni di Bull nell'ambito della prima edizione del premio Bull Factor banda ultralarga, largo al talento. Ad aggiudicarsi il primo premio è l'azienda agrigentina E-Smart di Giuseppe Rizzo. Il premio intende riconoscere, valorizzare e premiare le imprese che hanno compreso i vantaggi della digitalizzazione, integrandola al proprio interno per incrementare la competitività e produttività. La consegna dei premi del concorso letterario e dei riconoscimenti speciali è in programma sabato prossimo 7 dicembre alle ore 16:30 al Castello Chiaramonte di Favara, ma il programma della 21esima edizione del premio Ignazio Buttitta ha diversi appuntamenti in calendario. Sentiamo. In piena attività il concorso letterario, il premio dedicato al grande maestro Guttuso, ormai siamo alle battute finali, ricordiamo gli ultimi appuntamenti. In questi giorni c'è stato un gran fermento culturale e artistico nella provincia di Agrigento proprio per la 21esima edizione del premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta. Tante le iniziative, tanti momenti veramente belli, ma continua la nostra attività. Infatti stamattina siamo stati al liceo Martin Luther King per incontrare la poetessa Mammi El Mastri, con la quale parleremo di violenza, di amore, parleremo di donne, parleremo soprattutto della sofferenza, perché il premio Buttitta è questo, abbraccia tanti aspetti della cultura e della sicilianità. Nel pomeriggio avremo un concerto di musica classica a cura dell'Istituto Musicale dell'Empedocle di Agrigento. Questo perché noi vogliamo che vengano rappresentate tutti gli aspetti, diciamo, culturali, quindi musica, canto, ballo, teatro, cucina, perché tutto fa cultura e tutti i nostri giovani devono apprendere un po' di tutto di quello che è della nostra Sicilia. Domani sera avremo lo spettacolo teatrale e con orgoglio devo dire che il Centro Guttuso ha anche una compagnia teatrale formata dai soci del centro. L'uno completa l'altro, per dire che ognuno di noi può fare qualcosa per l'altro e l'altro qualcosa per noi. È uno spettacolo molto bello, nonno Arzillo cerca compagna, sembrerebbe qualcosa di leggero, ma lo è e non lo è, perché c'è il tema proprio dell'anziano, quindi un tema profondo, anche se ci darà anche un po' di sorriso. La serata conclusiva, giorno 7, avremo la premiazione del concorso letterario. Quest'anno devo dire sono arrivati tantissime poesie, tantissimi elaborati, più di 420, tutti di un certo livello. Anche i libri veramente sono stati bellissimi e sono stati selezionati tantissimi libri. E devo dire che hanno partecipato scrittori che fanno parte della letteratura siciliana moderna, per dire nomi. Ecco,
ci saranno i premi speciali e quest'anno andranno sempre a persone che fanno grande la nostra Sicilia e come sempre concluderemo con la degustazione a cura delle scuole di Favara per dire a tutti, noi, la scuola, la società civile, tutti assieme, per dire che la Sicilia è grande, per dire ai nostri ragazzi siate orgogliosi di essere siciliani, non dimenticate la vostra identità. Nel corso di un'affollata riunione di tutti i soci titolari di strutture ricettive aderenti all'ABBA, l'associazione Bed and Breakfast di Agrigento, i soci hanno riconfermato presidente all'unanimità per il 5º anno consecutivo Carmelo Cantone, che ha commentato: è stata una scelta compatta a riconoscimento di un grande lavoro fin qui svolto e ancora continua. L'ampia partecipazione alla riunione e al voto mi onore, rappresenta un valore aggiunto al mio ruolo e al mio compito ed è anche testimonianza di come la nostra associazione sia attiva, vivace e dinamica. Insieme a Cantone presidente sono consiglieri dell'ABBA Giorgio Riu, Brunella Landri, Ottavio Mezzano e Settimio Vinti. Il TAR sospende un avviso da 235 milioni per giovani imprenditori. Il motivo: molte ditte si erano autovalutate e nessuno avrebbe controllato. I particolari nel servizio. La Regione non avrebbe verificato il punteggio che 999 aziende si sono autoattribuite per entrare nella graduatoria di un bando destinato all'agricoltura siciliana. Così il TAR, apprendiamo da Live Sicilia, ha sospeso la validità di quell'elenco e recuperato la vecchia graduatoria. Un'azione atta a far venir meno il rischio che la Sicilia possa perdere le somme derivanti dall'Europa. Ma naturalmente tutto questo ha creato grandi confusioni sulla gestione di quei fondi comunitari. I fondi di cui si sta parlando sono quelli del Piano per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, cioè delle misure per giovani imprenditori. L'assegnazione di questi soldi ha avuto una vita molto complicata, tanto che molti sono rimasti fuori e l'assessorato all'agricoltura allora, con provvedimento del 30 e 31 maggio 2019, ha deciso di sospendere gli effetti della graduatoria e ha ritenuto di dover procedere all'esame in autotutela delle istanze già presentate, riaprendo i termini per la presentazione di istanze di riesame all'autorità di gestione del PSR Sicilia 2014-2020. In sostanza, chi era rimasto escluso, ingiustamente, aveva 30 giorni per avanzare nuovamente la propria istanza. Un riesame delle istanze non dato agli ispettorati, ma a un gruppo di lavoro formato da 4 persone, che va a stravolgere la prima graduatoria e porta all'approvazione di una nuova. Così entrano o avanzano le 999 aziende, che presentando l'istanza si erano attribuite, come prevedeva il bando, un'autovalutazione alla quale, però, secondo il TAR, non sarebbe seguita un'opportuna verifica da parte della Regione stessa. Naturalmente le ditte che erano state inserite nella prima graduatoria hanno proposto ricorso, quindi un iter e una confusione che investono vari aspetti e in particolare si mette in risalto, e lo scrive il TAR nella sua ordinanza, che emerge che il gruppo di lavoro e l'autorità di gestione si sono limitate a confermare il punteggio che tutti i 999 richiedenti il riesame si erano autoattribuiti, senza compiere nessuna verifica. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria. A tra poco. Appalti in cambio di soldi e assunzioni. Arrestato il sindaco di Casteldaccia, in manette per corruzione anche il suo vice, un assessore e una funzionaria. Vediamo. Tangenti sotto forma di assunzioni di parenti e amici per poter lavorare con il comune di Casteldaccia nel Palermitano, che si trattasse di incarichi per il sostegno dei disabili o per la raccolta dei rifiuti o ancora per il rilascio di concessioni edilizie. Da oltre 2 anni la prassi era consolidata, lavori e appalti in cambio di assunzioni e in qualche caso anche di soldi. Questa mattina sono così scattate le manette per il sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, per il suo vice Giuseppe Montesanto, per l'assessore alla pubblica istruzione Maria Tomasello, per la funzionaria del comune Rosalba Buglino e per un geometra Salvatore Merlino, libero professionista. Tutti a vario titolo devono rispondere di corruzione, abuso d'ufficio, falso materiale ed ideologico.
Il blitz dei militari dell'Arma è scattato stamane all'alba nel comune di Casteldaccia in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei 5 esponenti della pubblica amministrazione, firmata dal GIP su richiesta del procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e dal sostituto Daniele Di Maggio. Secondo quanto si apprende, l'indagine della procura era già stata avviata quando è successa la tragedia in cui sono morte 9 persone per l'alluvione. Gli inquirenti hanno accertato decine di casi di corruzione fino a quest'estate. Oltre ai 5 arrestati sono indagate altre persone, fra cui gli imprenditori e commercianti che hanno pagato i politici e funzionari comunali di Casteldaccia. E proprio Casteldaccia è quel comune, lo stesso comune ove negli anni si abbatterono sciagure su sciagure, e annoveriamo proprio la strage del 2018 a causa del maltempo. 9 persone, compresi 2 bambini di 1 e 3 anni e un adolescente, morirono rimaste intrappolate dentro una villetta. Sotto accusa vi fu l'abusivismo, baracche costruite alla bene e meglio, villetta adiacente alla piana dove scorreva il fiume Milicia senza argini o mura di cemento, almeno 2 lottizzazioni abusive, case fuori legge con fognature che scaricano nel fiume. Era questo il quadro descritto da Giuseppe Virga, sindaco di Alta Villa Milicia, comune confinante con quello di Casteldaccia. Il sindaco di Giacinto invece rese noto che la casa travolta dal fiume era abusiva e pendeva dal 2018 un ordine di demolizione del comune impugnato dai proprietari dell'immobile davanti al TAR. Il Lions Club Valle dei Templi, nato da pochissimi mesi, ha organizzato un incontro per parlare di prevenzione delle malattie della terza età nella sala Zeus del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, il servizio di Arturo Cantella. Prevenzione delle malattie della terza età, questo è il tema del forum che il Lions Club Agrigento Valle dei Templi ha effettuato ieri all'interno della sala Zeus del Museo di Agrigento. All'evento hanno dibattuto esperti come il dottore Nicola Scaturro, delegato del distretto Lions e psichiatra, Giuliana Pipia, psicologa, Giuseppe Provenziano, psichiatra e direttore del centro ASPI di Agrigento, Salvatore Condello, responsabile di quello Maugeri a Ribera, e il professore Pierpaolo Alongi di medicina nucleare. Ha introdotto i lavori il presidente del Lions Club Mariella Andinoro, mentre li ha conclusi il governatore del distretto 108 YB Sicilia, dottor Angelo Collura. Stasera nella sala Zeus sarà testimone di importanti relazioni sulla prevenzione delle malattie degenerative della terza età. Il dottore Nicola Scaturro con la dottoressa Claudia Pipia si prodigheranno per somministrare gli screening alle persone che hanno superato i 65 anni di età. Un tema molto interessante, considerato che con l'allungarsi dell'aspettativa di vita questa malattia, la demenza, è in continuo aumento, entra in maniera prepotente nelle nostre famiglie, invadendo anche i nostri sentimenti. Il 14 di dicembre alle 8:30 saremo al Teatro Pirandello con Anime che si chiamano, è una rappresentazione teatrale scritta e diretta da una nostra socia, la professoressa Antonella Monreale, con la compagnia Arcobaleno. L'evento è stato creato con lo scopo di inviare alla Fondazione parte del ricavato per l'acquisto dei vaccini contro il morbillo per i bambini poveri di paesi lontani. Parte del ricavato andrà a contribuire all'acquisto di un cane guida per un non vedente. Il 28 sempre di dicembre porteremo la clown terapia ad Agrigento all'ospedale San Giovanni di Dio nel reparto di pediatria per allietare con un sorriso i bambini ricoverati nel reparto.
Il Lions non fa altro che portare avanti tutte quelle tematiche che apparentemente sembrano irrilevanti. E ci siamo accorti che parlare di Alzheimer, parlare di demenza, parlare quindi di demenza degenerativa della terza età di fatto diventa un problema oggi molto attuale. Il più delle volte nelle famiglie si vivono problematiche di questa entità, ma il più delle volte vengono al tempo stesso anche non valorizzate in sé rispetto al problema, e allora ritengo che Lions International, quindi la nostra associazione, proprio perché si occupa di molti problemi che riguardano soprattutto la società nei vari segmenti sociali, ritengo che questo proprio nello specifico diventa oggi un problema più che mai rilevante. È stato dimostrato che laddove noi facciamo questo service c'è una grande attenzione, un grande interesse. Questa è la dimostrazione del fatto quindi che i problemi vanno effettivamente affrontati e non vanno assolutamente sottovalutati. È sicuramente lodevole, perché sensibilizzare il problema sicuramente serve a conoscerlo e affrontarlo meglio. Io oggi tratterò un argomento, diciamo tra virgolette, innovativo, che sono proprio i rischi delle malattie neurodegenerative. Oggi puntiamo molto sulla prevenzione, perché purtroppo molti farmaci sperimentali non hanno avuto un grande successo, anche se la sperimentazione continua ed è sempre attiva. Difatti speriamo di poter modificare soprattutto le problematiche variabili, chiaramente correlate allo stile di vita, all'alimentazione, al vivere sano, perché credo che questa sia una cosa molto importante su cui bisogna puntare molto. Intervengo parlando soprattutto della malattia di Parkinson, che è una malattia prevalentemente dell'anziano, una malattia che ha una prognosi sostanzialmente favorevole se ben curata, altrimenti oltre a creare una grave disabilità porta alla morte precoce delle persone. Che consigli dare magari per prevenire? I consigli sono farsi curare, le terapie in uso sono di tipo farmacologico, per le persone che sono più gravi si può ricorrere alla neurochirurgia e comunque non si prescinde dal trattamento riabilitativo. Domani venerdì 6 dicembre alle 18 al Circolo Empedocleo di Agrigento in programma il secondo appuntamento della rassegna di musica classica Venerdì Musicali al Circolo Empedocleo in collaborazione con l'Istituto di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Ad esibirsi ci sarà il musicista Luca Blanco, vincitore di diversi concorsi internazionali. 2 acquisizioni e 4 cessioni. Inizia con questi numeri il mercato di riparazione del Canicattì Calcio del presidente Angelo Licata. In entrata ci sono 2 ufficializzazioni. In primis il ritorno del centrocampista Vito Lupo, artefice dell'esaltante stagione di eccellenza dell'anno scorso, che si è caratterizzata per la vittoria della Coppa Italia regionale e per la sfiorata promozione in Serie D. E poi l'attaccante Federico Matera. Vitto Lupo, scrive la società in una nota, è una vecchia conoscenza biancorossa. Infatti il centrocampista nella passata stagione ha sudato e onorato la casacca biancorossa. Suo il gol vittoria della Coppa Italia regionale. Dopo la scelta Tolentino di Serie D, Lupo torna nuovamente al Canicattì con le stesse ambizioni dello scorso anno. L'esperto centrocampista Vito Lupo andrà a rinforzare il centrocampo del Canicattì di mister Pippo Romano. Arriva anche un attaccante, Federico Matera, classe 93, a partire da ieri fa parte dell'organico a disposizione del tecnico romano. Federico Matera giunge alla società biancorossa, arriva dal CUS Palermo, squadra con la quale nella stagione corrente ha realizzato 4 gol. Negli ultimi 4 anni, sempre in eccellenza, Matera è stato al centro dell'attacco di Milazzo, 10 reti in 28 presenze, Rocca di Capriglione, 10 gol in 29 presenze, Licata, 2 gol in 9 presenze, Sant'Agata, 11 gol in 13 presenze e Dattilo nella passata stagione 16 gol in 30 presenze. Fin qui i nuovi arrivati, ampio il fronte delle partenze, fanno le valigie Alessio Ferotti, il portiere Nicolò Intorre, il centrocampista Loris Marinali e l'attaccante Franco Gargiulo. Resta in casacca biancorossa Armando Prisco. In un primo momento si era profilata l'ipotesi di una sua partenza, ma la società, in particolare il direttore sportivo Alessandro Avarello, lo hanno trattenuto. Hanno preferito svincolare Intorre, che ha avuto altre offerte, mentre Prisco resterà a difendere i pali della porta canicattinese e lo farà anche domenica in occasione del confronto interno con il Dattilo. Il portiere titolare Federico Valenti dovrà infatti scontare la giornata di squalifica rimediata per il tocco con le mani fuori dall'area nel disperato tentativo di impedire alla San Cataldese di realizzare una rete. L'arbitro è stato inflessibile e lo ha espulso come da regolamento con il cartellino rosso diretto, e Valenti, da portiere esperto e gentleman quale, non ha nemmeno accennato ad una reazione.
si è tolto i guantoni ed ha guadagnato l'uscita verso lo spogliatoio. La squadra intanto, con i nuovi arrivati e quelli rimasti, anche ieri si è allenata per preparare il match di domenica prossima con la capolista Dattilo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.